Buonasera, bentornati amici appassionati della Lega Calcio 8, bentornati qui a Terzo Tempo, il programma dedicato a questo movimento sportivo. Prima di passare a vedere questa settimana le immagini delle gare che si sono svolte per le coppe promozioni in Serie A2 e in Serie A, c'è da presentarvi il prossimo torneo che sarà seguito come sempre a Terzo Tempo, ma anche dalle telecamere dei Fanner Media Service, ovvero lo vedete anche in sovraimpressione il Forward Cup, il torneo della Lega Calcio 8 che prosegue anche in questa fase che in qualche modo anticipa l'estate. Per tutte le maggiori informazioni riguardo a questo appuntamento, anche come iscrivervi e partecipate, potete seguire ovviamente il sito internet forclub.it, potete scrivere una mail a info@forclub.it al numero verde 339 24 90 105 e io per tutte le maggiori informazioni vi lascio anche al prossimo servizio che riassume e presenta questo movimento. A seguire seguiranno le prime immagini di questa settimana relative ai quarti dei playoff per la Serie B, con le gare del Vodafone Store Piazza Enrico Fermi contro i Galacticos e ancora a seguire il Mr. Jeff Eventi contro il Tirreno Old Style. Noi torniamo tra pochissimo. Quarti di finale promozioni qui allo Sport City in campo. Vodafone Store Piazza Enrico Fermi contro i Galacticos. Stasera qui allo Sport City in ballo il passaggio alle semifinali promozione per la 2. Le squadre in campo. Maglietta bianca per il Vodafone Store. Risponde con una tenuta gialla da trasferta ai Galacticos. Dall'altra parte! Allarga per Petricca, ancora Petricca, palla messa in mezzo il destro, la grandissima risposta del portiere del Vodafone, poi la ribattuta. Ancora Bitetto, tenta il destro e ancora la grande risposta di Fiori che mette in calcio d'angolo. Partita in questo momento con poche emozioni. Starace prova a rompere l'equilibrio lui. Palla per Vazzola, ancora il destro, deviato, calcio d'angolo. Malagnino, ha già battuto, palla per Pellegrino, prova di testa, c'è fine Bitetto, sinistro di Bitetto, grandissima risposta di Fiori. Attenzione al pallone per Pellegrino che salta un avversario, attenzione la palla che entra in area, il sinistro sul fondo. Inizia il secondo tempo qui allo Sport City, vediamo se si sbloccherà questa partita. C'erano i Galacticos a battere per l'inizio di questo secondo tempo. Come sempre Simone Starace sembra però lasciare a Vazzana, infatti va Vazzana, destro di Vazzana, traversa clamorosa. Poi Bitetto recupera ancora palla, il Vodafone che sale, la palla per Mancinelli, 1-2, attenzione, contrasto, calcio di rigore per il Vodafone. È pronto alla battuta Simone Starace, attenzione, parte Starace, rete, 1-0, il Vodafone in vantaggio, ha segnato Simone Starace, si sblocca la gara. Starace con una conclusione centrale, allarga molto bene sulla sinistra, attenzione, 3 contro 3. Attenzione, palla messa lì, per il 10, col tacco, la palla in calcio d'angolo. Poi Azzori viene contrastato, recupera il pallone, c'è Vazzana che va, attenzione Vazzana, entra in aria, Vazzana, salta l'avversario, Vazzana, travolto, calcio di rigore. E cartellino giallo per il portiere dei Galacticos, calcio di rigore netto. Attenzione, parte Vazzana, rete, 2-0, Alessio Vazzana, il raddoppio del Vodafone che vede la semifinale. Barbini, palla per Maiorano, non è entrato, ancora Barbini, può tentare, Barbini, grandissima risposta di Fiori. Quando prendono lo specchio della porta ci pensa Fiori questa sera, senza pretese questa ultima azione.
L'arbitro è pronto a fischiare la fine del match, attenzione, lancio lungo per Vazzana e finisce qui. Il Vodafone accede alle semifinali di questo torneo 2-0 con reti di Vazzana e Starace. Ma è mancata perché abbiamo trovato una grande squadra, bisogna ammetterlo. Quando si trovano squadre di pari livello è un briciolo fortunate, due rigori, uno serio, l'altro dubbio, però comunque c'è stata una buona prevalenza da parte loro. Gran bella partita, la prima volta che vedo due squadre che si equivalgono, si può dire. Abbiamo dominato il primo tempo, secondo tempo a fasi alternate e abbiamo trovato un ottimo portiere che ci ha impedito più volte il gol. Anche il nostro è stato impegnato, però bella partita. Buonasera amici sportivi, quarti di finale playoff promozione Serie B alla Stella Azzurra. Stasera si affrontano due delle migliori formazioni viste nella categoria cadetta, ovvero Mr. Jeff Eventi in completo arancio contro Tirreno Old Style. Il match è cominciato e subito Maestrelli che prova la girata all'interno dell'area di rigore, pallone alto sopra la traversa della porta difesa da Adducchio. Ancora Mr. Jeff in avanti, ancora Maestrelli, prova ad incrociare con il destro, non è riuscito però ad inquadrare lo specchio della porta, risponde allora al Tirreno Old Style. C'è un calcio di punizione adesso comandato dal giudice di gara sul punto di battuta De Toma, parte lui con il destro, 1-0 Tirreno Old Style, il vantaggio, proprio lui il vice capitano De Toma sugli sviluppi di un calcio di punizione, molto defilata la posizione per il numero 6 della formazione verde-nera. Risponde allora il Mr. Jeff, siamo passati con le immagini nel frattempo alla ripresa. Deve spingere il Mr. Jeff Eventi se vuole rientrare in partita. Allora Maestrelli recupera un buon pallone, poi vince un rimpallo, il pallone tra i piedi di Gianmattei che conclude in porta ed arriva il pareggio per il Mr. Jeff Eventi. Gianmattei, il numero 20, ha riportato in carreggiata la propria formazione sfruttando un inserimento centrale di Maestrelli che aveva vinto un rimpallo. Non ci sta però il Tirreno Style, cerca sugli sviluppi di questo calcio d'angolo con Casaroli, conclusione alta sopra la traversa. Ancora Gianmattei vede l'inserimento per Cioffi, Cioffi finta con il mancino, rientra ancora una finta di Cioffi, tiro ribattuto però dalla retroguardia del Tirreno Style che si salva. Nuovo calcio di punizione, stavolta a due, Casaroli tocca per De Toma, esce dai blocchi Maestrelli, rimpalla la sfera. Nulla di fatto, la Casaroli da fuori aria, il gol del 2-1 del capitano, il numero 10 del Tirreno Style, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha raccolto la sfera tirata da Maestrelli e da fuori area ha lasciato partire un destro che non ha lasciato scampo a Zibellini e quindi passa in vantaggio adesso la formazione del Tirreno Style quando manca davvero pochissimo, anzi non c'è più tempo alla Stella Azzurra. Tirreno Old Style batte Mr. Jeff Eventi per 2-1 ed accede alle semifinali di questo playoff promozione Serie B. Grande gioia, gol all'ultimo secondo, una grossa velocità, più di così non potevamo chiedere. Abbiamo dato tutto e siamo un bel gruppo, andiamo avanti per le semifinali. E torniamo in diretta su queste immagini di festa per lanciare gli ultimi due servizi di questo turno, ovvero rimaniamo in Coppa Promozione Serie B per seguire la gara tra Protevere Roma e The Rounders e poi ci spostiamo nella semifinale di Coppa Promozione di A2 tra il Football Friend Moccia Fruit e il Blue Ice. Per noi è davvero tutto per questa settimana, l'appuntamento è per la prossima. Buonasera amici sportivi, quarti di finale playoff promozione Serie B. Stasera allo Sport City si affrontano Protevere Roma in completo bianco e The Rounders invece in completo nero. Le due squadre sono appena scese sul terreno di gioco, primo possesso per il Protevere che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra. Porro, attenzione, sbaglia tutto, ne approfitta Petrelli, Pedrazzini è costretto a travolgerlo, lo mette giù. E sarà calcio di punizione, quindi posizione davvero molto pericolosa al limite dell'area. Parte Ottombrini, va lui e c'è il vantaggio per il Protevere Roma. Il numero 10 Ottombrini sugli sviluppi di questo calcio di punizione, lo avevamo detto, posizione molto pericolosa per lui e infatti ha prontamente colpito. Vediamo se ci sarà la reazione del The Rounders con Tagliacozzo. Palla filtrante bene per Pongetti che si coordina.
Pallone che termina però al lato, la conclusione di Pongetti, il numero 44 del The Rounders. Ora Tiberti, palla per Celli, ne ha 2 Celli, deve liberarsi della marcatura, scarica un mancino, non si fa sorprendere, poi Squadrani sulla ribattuta non riesce ad appoggiare in rete. Ancora lancio lungo di Tagliacozzo per Celli, al limite dell'area, Celli! Nuova conclusione, tanta imprecisione però per il The Rounders, almeno in questo primo tempo. Cenno d'intesa poi tra Pongetti e Celli. Ora Perelli trova bene l'imbucata per Zarabini, messo giù da Tiberti e sarà calcio di rigore. Calcio di rigore per il Protevere Roma. Fallo molto ingenuo all'interno dell'area di rigore di Tiberti. Certo che Zarabini non ha fatto davvero nulla per rimanere in piedi, forse ha anche accentuato un po' poi la caduta, e allora sarà Ottombrini contro Pedrazzini. Va Ottombrini per la doppietta, portiere da una parte, palla dall'altra, 2-0 Protevere Roma qui allo Sport City. In bambola il The Rounders però, che deve necessariamente tirar fuori il carattere e la grinta se vuole rientrare nel match. Con le immagini adesso passiamo alla ripresa, vediamo se ci sarà quindi la reazione degli uomini in completo blu stasera. Ora Celli per Squadrani, tutta di prima adesso la manovra del The Rounders, si inserisce Tiberti e c'è il gol del 2-1 del numero 7 Tiberti, che quindi riapre il discorso qualificazione qui allo Sport City. Una manovra tutta di prima tra Celli e Squadrani a favorire l'inserimento del numero 7, che poi da fuori area lascia partire una rasoiata che non lascia scampo al portiere. Attenzione, ancora The Rounders, Squadrani si libera dell'avversario, forse con una mano, Squadrani 1 contro 1, pallone alto del numero 10, grossa occasione per i The Rounders, ancora Squadrani, palla che scheggia la traversa, sale però di intensità adesso la formazione dei The Rounders. Tiberti cerca lo spazio, palla per Tagliacozzo, si ritaglia lo spazio per la conclusione, palla che scheggia il palo e termina fuori. Sfortunata anche la formazione dei The Rounders, che non si arrende però, continua a premere sull'acceleratore, pallone messo dentro, ancora per Squadrani, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, 3 occasioni ravvicinate per pareggiare e adesso non ci sono più speranze per i The Rounders, manca davvero pochissimo, anzi arriva proprio in questo momento il triplice fischio e il Protevere Roma accede alle semifinali di questo playoff promozione Serie B. È stata una partita gagliarda, come si dice a Roma, sudata. Noi siamo venuti in 8 contati con un giocatore infortunato. Ho provato anch'io un minuto, ma sono uscito subito perché sono sia influenzato che infortunato. Devo fare i complimenti alla squadra che comunque l'hanno dovuta benissimo, doppietta di Ottobrini, una difesa Arcigna con Paglione dietro, centrocampo Arcigno e andiamo avanti, puntiamo ad andare avanti e faccio i complimenti anche all'altra squadra, è stata una bellissima partita. Ci si gioca un posto in paradiso questa sera alla Stella Azzurra, ci si gioca un posto per la prossima Serie A 2013-2014. Buonasera e ben trovati dalla Stella Azzurra, buonasera e ben trovati da Moccia Fruit contro Blue Ice. Però le squadre sembrano aver preso un po' le misure, lancio in verticale, Lucci con i pugni, la palla rimane là, Citro col mancino, non riesce a imprimere la giusta forza, questa era una buona occasione per il Blue Ice. Ancora fino in fondo, conclusione con il destro e c'è il gol, si sblocca il risultato, ha segnato Ondoia, grandissima azione del numero 9 del Blue Ice che di forza si è liberato di un avversario e poi con un chirurgico diagonale con il destro ha trafitto Lucci per il gol dell'1-0, grandissima giocata di Ondoia, Blue Ice in vantaggio alla Stella Azzurra, anche in questo caso senza che Bizzarro debba intervenire. Lancio in verticale ancora Ondoia con il tacco, ancora Cervelli, lancio verticale, prova a prolungare di destra, attenzione Pitolo davanti a portiere, Piloso, un lampo del Blue Ice sulla sponda di Giovannetti, Piloso sul secondo palo si è ritrovato a 1,5 metri dalla linea di porta e nella possibilità migliore e più facile di appoggiare rete di testa. Sbaglia il passaggio però, attenzione, palla recuperata da Cirilli, ancora Cirilli, può ripartire Conversano, lascia Pea, lo chiude di Bitonto,
Palla però recuperato poi da Pietro Bono che scarica ancora per Cirilli, il più vivace forse della squadra, Conversano, palla sul sinistro, conclusione da Soterra che buca le mani di Bizzarro e si infila in rete. Sesto minuto del secondo tempo, il Moccia Fruit riapre la partita 2-1 alla Stella Azzurra. Sul punto di battuta, punizione che scende, Conversano da via di testa, la palla rimane là, Giovannetti forse con un braccio. Moccia perde palla, Andoia gliela toglie, ancora Andoia, può involarsi verso la porta avversaria, ritorna su di lui Moccia, ancora Andoia, palla sul destro, la chiude lui, la chiude così, il Blue Ice vola in finale playoff Serie A2 con un gol del suo giocatore migliore, vale a dire Edison Doia, che ha rubato palla a Moccia e ha trafitto con un destro schiacciato sul primo palo Lucci, secondo gol per lui. Ma in generale da questa stagione di Serie A2 a testa alta finisce in questo momento la partita, il Blue Ice vince 3-1 contro il Moccia Fruit e si giocherà un posto per la prossima Serie A nella finalissima dei playoff promozione Serie A2.